È stata colpita da dietro, è stata colpita alla nuca, poi è intervenuto subito un infermiere, le forze dell'ordine sono intervenute in pochissimo tempo e quindi sono riuscite a sedare l'individuo che ha fatto l'aggressione e purtroppo questi sono eventi che nel momento della cura possono capitare. Un'aggressione alla nuca con 2 pugni e 10 giorni di prognosi per una dottoressa del pronto soccorso di Conegliano è il triste resoconto dell'ennesima aggressione ad un'operatrice sanitaria a colpire un giovane di Vittorio Veneto di circa 30 anni, già noto ai servizi sanitari locali. Un fatto inaccettabile, dice il direttore generale. Inaccettabile in quanto i nostri operatori che si prodigano tutto il giorno per poter curare i nostri pazienti devono essere sicuramente rispettati e non presi di mira come in questo caso qui. Il soggetto è un soggetto in ambito psichiatrico, è stato ricoverato e comunque noi continueremo le azioni di prevenzione che riguardano la formazione personale in tutti i pronti soccorsi, l'utilizzo dei braccialetti che vede la sperimentazione alla fine di quest'anno e soprattutto anche il ridisegno di quelli che sono gli spazi dove il nostro personale lavora per evitare le aggressioni fisiche. La dottoressa ne avrà per poco più di una settimana ed è già stata confortata da direzione e colleghi, ma avrà a disposizione anche uno psicologo. La dottoressa, l'ho sentita, sta bene, si è ripresa e devo dire che un'altra azione che purtroppo è post evento è quella della psicologia ospedaliera che aiuta i nostri operatori nel post trauma. Le aggressioni agli operatori non sono certo una novità, lo scorso anno ne sono stati segnalate 300. Nel 2025 gli eventi con danno sono circa 300, quest'anno siamo un po' in riduzione ma poi dobbiamo vedere un po' meglio le statistiche, stiamo lavorando e l'aspetto importante è che ad ogni evento facciamo appunto un'analisi critica proprio per cercare di capire quali sono le modalità che ci aiutano a prevenire questi eventi e lo facciamo coinvolgendo i nostri operatori. Purtroppo, conferma il direttore, chi lavora in ambito psichiatrico corre qualche rischio in più. L'importante per noi è sempre quello di lavorare con tutti i nostri operatori, che ringrazio per il lavoro svolto e anche per il fatto che soprattutto nell'area della salute mentale e dell'urgenza e emergenza sono soggetti a questi rischi. Li ringrazio veramente perché il loro lavoro quotidiano che ci consente di prenderci cura delle persone purtroppo ogni tanto vede questi eventi inaccettabili che però dobbiamo mettere in conto, ma lavoreremo sempre per ridurli al minimo.